Nell'alto intanto l'asticella è salita a 1,85 e per quanto riguarda il giro di pista per il momento abbiamo concluso qui, poi vedremo i risultati ufficiali. Ed è un vero peccato che questa caduta di Jonathan Bianchi, che avrebbe potuto dare impreziosire ulteriormente il risultato di questa gara. Intanto abbiamo il risultato ufficiale di 400 ostacoli donne e c'è la vittoria di Leonora Morao con il nuovo primato personale. Anche abbiamo visto un buon salto nel lungo di Sara Ayani, che aveva ottenuto 4,94 in precedenza. Vediamo quanto vale questo salto. Già aveva migliorato il personale nel salto precedente e vediamo se gira il tabellone. 4,86 non migliora, però ancora una buona prestazione. Dicevo di Leonora Morao, vincitrice con 1,01,80, quindi nuovo primato personale per l'atleta di Vedelago in forza alla Silca Conegliano, davanti ad Alessandra Solomon della Silca Conegliano ancora 1,5,95 e poi Sara Debi, stessa società, con 1,10,46. Questo è il risultato ufficiale. Ora verranno tolti tutti gli ostacoli dalla pista, tra poco avremo le serie dei metri 200 donne. Sono previste 5 serie, ma nella prima avremo interessantissimi delle figure estremamente interessanti che poi andremo a presentare. Ma nel lungo c'è Eleonora Andreis, terzo salto per lei. Uno stacco molto lontano dalla tavoletta, fatica a trovare la giusta rincorsa l'atleta veronese, quindi sicuramente non sarà un gran salto questo per lei, che sta guidando comunque la gara con 5,73 davanti ad Anna Coltro, che ha saltato 5,55, quindi sono due atlete veronesi che stanno guidando la classifica del lungo femminile. Tanto purtroppo il tempo si sta facendo minaccioso, speriamo non venga a compromettere le gare di oggi, questo tempo che si sta un po' oscurando. Questa di oggi è la sesta diretta streaming che la Federazione Veneta propone nel tentativo di divulgare quella che è l'attività diciamo dell'atletica del Veneto, che notoriamente è una delle regioni più floride dal punto di vista proprio dei talenti, soprattutto nel settore giovanile. Poi molti atleti vanno a rinforzare magari le società militari oppure altre società di grande valore in campo nazionale, proprio perché crescono qui nel Veneto grandi talenti. Da sempre il Veneto e la Lombardia stanno duellando per il predominio nel settore giovanile e con alterne fortune, diciamo. Spesso prevale la Lombardia. La Lombardia è una potenza dal punto di vista proprio dei numeri, perché ha un numero di tesserati che è praticamente il doppio del Veneto, quindi è ovvio che quando i numeri sono più grandi è anche più facile trovare dei talenti straordinari nelle varie specialità. Ma noi continuiamo a seguire le nostre gare e vediamo che nel salto in alto, purtroppo non molto fortunato, ha saltato Andrea Santi della Bentegodi Verona. Andrea Santi, atleta allievo, quindi giovane, 1,70 m di personale, sta andando alla ricerca di un sostanzioso miglioramento del suo primato personale. Ora nell'alto andrà in pedana Piero Tamburlin dell'Ana Atletica Feltre, un'altra
delle splendide realtà venete, del bellunese, che sta sfornando talenti in varie specialità. Diciamo, in questo momento sta spopolando nel mezzofondo con talenti notevoli tipo Ilaria Fantinel, giovane allieva, ma stanno crescendo talenti anche in varie altre specialità. L'Anatletica Feltre è una realtà che opera proprio nel territorio feltrino e che è seguita dagli staff nazionali proprio perché quel bacino sta dando grossi contributi, diciamo così, per la crescita dell'atletica nazionale. Siamo sempre in attesa che partano le serie dei metri 200, mentre mi pare che si siano conclusi i salti di qualificazione nel lungo femminile, mentre c'è ancora un errore per il giovane Andrea Santi, giovane allievo del Bentegò di Verona. Viene ora alzata a 1,90 m l'asticella e andrà in pedana. È andato in pedana Tommaso Toffanin, che in questa stagione ha saltato a 1,97, però lui ha un personale di 2,03. Ora vedremo chi sarà il prossimo. Numero 9 sarà proprio Davide Spigarolo a tentare questa misura con una rincorsa breve, come dicevo prima, perché ancora non si è completamente ristabilito dall'infortunio che lo ha perseguitato. E sale molto alto, sale di sopra dell'asticella. Parlavo prima con lui e mi diceva che lui ambirebbe a superare i 2 metri in questa sua prima gara di ritorno, e a giudicare da come ha affrontato questo primo salto a 1,90, direi che non è un'ambizione spropositata. Quello che vediamo inquadrato è il campanile della chiesa di Santa Croce, che è la zona, poi tra l'altro in questa zona proprio il campo si chiama Campo Santa Croce, quindi dà anche il nome al campo di atletica. E abbiamo il risultato ufficiale dei 400 ostacoli uomini, con la vittoria di Enrico Tirella della Biotecna Marcon. Anche lui tra l'altro esce dalle file dell'Anatletica Feltre, ora sta rinforzando la squadra della Biotecna Marcon, ma è un feltrino in forza alla Biotecna, quindi 52-83 per Enrico Tirel davanti a un altro atleta della Biotecna Marcon, Francesco Filipponi, che arriva al primato personale stagionale con 53-95, poi il giovane Giacomo Zuccon, che sta crescendo dopo un periodo un po' di leggero appannamento, 55-19, si migliora Zuccon di quasi 2 secondi, Marco Perbellini insieme in Food Verona 55-66, Alberto Antiga Ponzano, e purtroppo c'è il ritiro di Jonathan Bianchi, che stava duellando con Enrico Tirel per la vittoria di questa serie unica. Vediamo che si stanno preparando
In lontananza vediamo le concorrenti dei metri 200, ancora non sono pronte, credo. E quindi andremo tra poco a presentare questa prima serie in cui ci sono concorrenti di notevole interesse. È iniziata anche la gara del disco femminile. Questo è il lancio di Jessica Olivotto della Piave 2000, mentre c'è un salto positivo nell'alto a 1,90 di Tobia Vendrame della Silca Ultralight al secondo tentativo. In pedana invece nel disco c'è Angela Kuman dell'Atletica Vicentina, che ha un personale di 34 metri. Giulio Bortoli, giovane junior della Valpolicella, supera 1,90 intanto nell'alto. E nel disco c'è Ilaria Collini della Sindustria Sport Padova, che è una delle atlete favorite di questa gara, un personale di 37,01 per la veneziana in forza alla Sindustria Padova. E vediamo la composizione della prima serie dei metri 200, se le immagini, tanto sale a 1,93 l'asticella nell'alto. In corsia 1 partirà la vincitrice dei 100 di ieri, Fabé Amidia dell'Aristide Coin, che è accreditata di 25,07. In 2 Rebecca Sartori, giovane atleta del gruppo atletico Bassano, soprattutto forte nei 400 d'ostacoli, accreditata di 26,52 nei 200. In 3 Alice Murari, 24,76 del Bentegò di Verona. In 4 la giovanissima Rebecca Borga, Atletica Riviera del Brenta, che è accreditata di 24,81. Corsia 5 Ilaria Bettin del CUS Padova con 26,14 ed in 6 Irene Belinda Ogede della Valpolicella Lupa Totina, che ha un tempo di accredito di 25,61. Quindi presumibilmente ci saranno da seguire le 2 corsie centrali e sarà interessante vedere la prestazione anche di Fabé Diane 200, che tenta di scendere al di sotto dei 25 secondi. Tanto qui vicino a me c'è Jacopo Labi, che dopo l'esperienza americana ieri è riuscito ad esprimersi a 47,65, quindi notevole risultato. Oggi speravo di vederlo negli 800, ma non credo che sia impegnato in gare. Lui si è portato già a 1,47 e si presume che stia così seguendo le orme del padre, che lo ricordiamo è stato finalista agli 800 ai mondiali di Roma nell'87, 1,44, quindi un atleta che è in grande crescita ed è andato proprio a studiare negli Stati Uniti, proprio alla scuola degli americani, per completare, diciamo così, la sua esperienza e a crescere il suo bagaglio di esperienza e quindi crescere anche sul piano atletico. Nicola?
Siamo sempre in attesa della partenza della prima serie dei metri 200. Mentre è iniziata la finale del lungo femminile, il tempo si fa sempre più minaccioso purtroppo. Ancora qualche attimo di attesa per la partenza della prima serie dei metri 200, mentre vediamo che stanno anche entrando in campo le concorrenti del salto con l'asta femminile, e in pedana nell'alto c'è Tommaso Toffanin per il suo secondo tentativo a 1,93. Ancora un errore purtroppo per l'atleta proveniente dal vivaio Visabano in forza alla Sindustria Padova. Purtroppo inizia anche a piovere, quindi questo sicuramente non sarà un vantaggio sia per lo spettacolo che per il livello tecnico della manifestazione. Si sta sempre attendendo, sono sempre in attesa della via le concorrenti del salto dei metri 200. E alla partenza la prima serie dei metri 200. Ripeto, Fabedia, Rebecca Sartori, Alice Murari, Rebecca Borga, Ilaria Bettin, Irene Ogede. Partita la gara e c'è l'avvio veloce di Fabedia in corsia 1, molto bene si sta comportando in corsia 5 Ilaria Bettin del Chius Padova, ma anche Rebecca Borga, sale Alice Murari che è la più quotata fra le concorrenti in gara, ed è Alice Murari che sta andando avanti. Attenzione al recupero di Fabedia, Alice Murari, Fabedia e Rebecca Borga nell'ordine 25 e 11. Purtroppo il vento è contrario sul rettilineo finale in questo momento e la pioggia che sta crescendo non hanno sicuramente aiutato le atlete nella ricerca del miglior risultato possibile. Temo che questa pioggia purtroppo sia destinata. Intanto vediamo il salto di Eleonora Andreis. Eleonora Andreis questa volta è buono, si alza la bandiera bianca. Non mi sembra molto lungo questo salto di Eleonora Andreis, che anche lei, diciamo così, è in qualche modo ostacolata dalle folate di vento contrario che stanno spirando da ovest verso est in questo momento. Nell'alto abbiamo visto un salto di Giulio Bortoli, allievo dell'Atletica Valpolicella, e ora sale a 1,96 l'asticella. 1,96, e su questa misura il primo a saltare sarà Tommaso Toffanin. Nella seconda serie dei 200 atlete con personali che vanno dai 27,80 ai 28,50, 26,97 la migliore, quindi in corsia 1 Sara Ferigutti dell'Atletica Città di Padova, in 2 Sofia Masotto della Valpolicella, in 3 Martina Mazzuia del San Giacomo Banca della Marca, in 4 Claudia D'Agostino della Assindustria Padova, in 5 Veronica Perin dell'Assindustria Padova ed in 6 Beatrice Grisi del Bentegodi. Cresce di intensità la pioggia e questo va in qualche modo a
complicare le cose per gli atleti in gara, per le atleti. Questa era Sara Iani, che però vede alzarsi la bandiera rossa, quindi annullato questo salto, tocca la plastilina e quindi viene annullato il salto. Sta per partire la serie numero 2 di metri 200 con Ferrigutti, Masotto, Mazzuglia, D'Agostino, Perin e Grisi dalla prima alla sesta corsia. Ferrigutti, Masotto, Mazzuglia, D'Agostino, Perin e Grisi dalla prima alla sesta corsia. Bene si sta comportando in corsia 4 Claudia D'Agostini della Sindustria Padova. Claudia D'Agostino, un personale di 26,97, vediamo quanto ottiene, 27,46. C'è sempre il problema legato al vento contrario che sta aspirando in faccia agli atleti e questo sicuramente non favorisce il risultato. Allora, mentre vediamo il salto di Spigarolo che a 1,96 sicuro va al di là dell'asticella, abbiamo qui il vincitore dei 400 di ieri, Jacopo Labi, che nel frattempo vedo maturato perché era da un po' che non lo vedevo. Perché non lo vedevo? Perché lui se n'è andato al di là dell'oceano, è andato in America. Dove sei stato, Jacopo, in questo periodo? Sono stato all'Università dell'Alabama. Sì. Università. A studiare ovviamente? Sì, a studiare e a correre per la squadra. E ad allenarti? Sì. Mi pare che questa esperienza americana abbia prodotto i suoi frutti perché ieri 47 e 65. Sì. Hai stradominato i 400 metri. Sì. Io speravo di vederti oggi negli 800, ma tu hai detto che farai una frazione della 4x4. Sì. Ecco, quindi però a quando i primi 400? Adesso stai in Italia oppure tornerai in America? Ora sto in Italia fino a fine agosto e poi tornerò là. Comunque hai intenzione di continuare questa tua esperienza? Sì. Ma lì ti alleni con chi è che ti allena lì? Lì mi allena Coach Kane, il coach della squadra, e mi alleno con altri ragazzi talentosi, diciamo, è un gruppo di... Ti piace questa esperienza? Sì, certo. Tanto fa crescere sul piano umano perché giri il mondo poi e impari delle cose nuove. Lì le gare sono belle toste, tirate tutte, sì. Quanto hai fatto quest'anno negli 8? Ho fatto 1,48 e 70. E quello che hai fatto ieri è il tuo personale nei 400. Grande risultato perché insomma comincia ad essere, comincia a avvicinarti ai 47 secondi e questo significa che negli 800 a quanto aspiri per quest'anno? Adesso vorresti fare il primato familiare magari? per questa stagione probabilmente ancora presto. Per il primato familiare, ricordiamo esatto, quant'è il primato? 1,44,06. Quello di Fauzi che è il papà. Quindi adesso vediamo come programmare il resto di questa stagione, che è comunque stata una lunga stagione. Certamente. Questo è il 7° mese di gare che sto facendo. E tu hai fatto tutta la stagione indoor? Esattamente. Lì in America la stagione indoor è outdoor in America. Ora anche da noi sta diventando interessante, perché sai che c'è quell'impianto di Padova nel quale tu forse non hai ancora corso. Sì, non ho mai corso. Quindi sta diventando interessante anche da noi. Però lì in America sicuramente c'è una grande tradizione sulla cosa. Dicevo, a quanto vuoi arrivare negli 800 quest'anno? Ma probabilmente se riesco a animare qualcosa dal mio personale sono già contento. È stato un anno... hai migliorato notevolmente nei 400, sì. Un secondo? Sì. No, è stato un anno abbastanza difficile perché ho cambiato molte cose andando lì in America. Che cosa hai cambiato sull'allenamento per esempio? Difficile spiegarlo in poche parole, sono cambiate tantissime cose. Principalmente è stato duro cambiare l'alimentazione. Quindi si lavora proprio anche non solo sul piano della preparazione, sì. ma anche curano un po' l'alimentazione. Sì, ovviamente si lavora a tutto tondo per
per cercare di migliorare. Tu sei della categoria promesse tu? Sì. Parteciperai ai campionati assoluti italiani? Probabilmente sì. Negli 800? Non sappiamo ancora se 8, 4, 800, 400, 4x4, oggi vogliamo fare il minimo. Col Mogliano questo? Sì. Tu sei sempre tesserato con l'Atletica Mogliano, certo. quindi prospettive per squadre militari eventualmente? Per ora no, ancora niente. Bene, Jacopo, piacere di aver visto la tua crescita e ti auguriamo ovviamente di scendere anche al di sotto dei 47 secondi nei 400, ma io credo che il tuo obiettivo sia negli 8. Gli 8, certo. Certamente, magari non questa stagione subito, ma nelle prossime stagioni avremo modo di parlare di questo giovane e longilineo cresciuto Jacopo Labi. Grazie, grazie e a te. complimenti per la gara di ieri. Ciao Jacopo. Nel frattempo c'è stata la vittoria di Stefania Scapin nei metri 200, mi è sfuggito il risultato, comunque Stefania Scapin dell'Atletica Vicentina si è aggiudicata la terza serie dei metri 200. Ok, allora sta partendo la serie numero 4 dei metri 200 femminili con Giada Boscarato della Silca Conegliano, Laura Marazzato dell'Audace Noale, Elena Susana, la Piave 2000, Sadora Baroni dell'Audace Noale e Giada Dalle Sasse della Piave 2000. E ritornano sui blocchi, c'è stata probabilmente una falsa partenza, quindi è probabile che una di queste atlete non possa ripartire per la sua gara. Nel frattempo sta calando la pioggia, ma il vento è aumentato di intensità e quindi continua a soffiare in faccia ai concorrenti della gara di velocità sul rettilineo finale. Mentre nell'alto, se andiamo a inquadrare l'alto, sta andando in pedana Toffanin a 1,96, questa che vediamo dovrebbe essere Elena Soligo, che però è salto nullo. Toffanin terzo tentativo a 1,96, è fortunatissimo Toffanin in questo terzo tentativo, aveva già superato l'asticella, non è riuscito a svincolarsi. Anna Coltro nel lungo, questo sembra un buon salto, questo di Anna Coltro, probabilmente non migliore del suo 5,55 che per il momento le vale la seconda posizione di classifica, ma ho già ricordato più volte che il vento purtroppo sta soffiando in faccia alle concorrenti, quindi non aiuta sicuramente le atlete ad ottenere i migliori risultati possibili. Ripartono gli atleti e vedo una corsia vuota, mi pare sia la terza. Intanto va in pedana, mentre è partita la serie numero 4, va in pedana Eleonora Andreis. È sempre al comando con 5,73. Difficile che si possa migliorare, mentre come di consueto ormai è diventata una consuetudine, il pubblico dalle tribune sta aiutando la concorrente con la clac ritmata. In corsia 4 di questa serie Elena Susana della Piave 2000 si aggiudica con 29,37 e questo è il saldo di Eleonora Andreis, che non sembra male ma non tale da migliorare. Vediamo se non si può dire, vediamo. Si potrebbe dire che se esce bene questo salto ad Eleonora Andreis fa bene il vento contrario, ma è un'eresia sul piano tecnico questa che sto dicendo. Vediamo la misura. 5,78, si migliora proprio con il vento contrario Eleonora Andreis e consolida ormai, si è aggiudicata la gara, perché mi pare che fosse l'ultimo salto questo dell'atleta veronese.